Bentornati a un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ottobre sarà un mese dalle caratteristiche estive, fin da subito la prima parte caratterizzata da nebbia, il primo mattino foschie anche dense, con la prima parte del mese che si conferma tipicamente estiva. Infatti notiamo come nel corso dei prossimi giorni l'anticiclone africano dominerà la scena su gran parte dell'Europa centro-occidentale, soprattutto sulla Gibilterra e sulla Francia, con valori qui molto sopra la media di oltre 10 gradi addirittura, mentre un'ondata di freddo simile invernale coinvolgerà l'Europa orientale e l'Asia. L'anticiclone rimarrà ben saldo dalle caratteristiche azzurriane dal 10 di ottobre in poi sull'Italia, farà un po' più fresco sulla Sicilia e poi si consolidano delle perturbazioni dalle caratteristiche fredde polari tra la Scandinavia e l'Islanda, ove qui invece permarranno condizioni instabili, soprattutto in pieno Oceano Atlantico, quando poi attorno a metà mese potrebbero tornare flussi umidi più instabili verso l'Italia. Tutto da confermare. Analizziamo anche le temperature. Come notiamo si porteranno molto sopra la media sulla Gran Bretagna e sulla Francia, dove toccheremo picchi oltre 32 gradi. Sull'Italia anche qui valori fino a 30-31 gradi, soprattutto sul versante tirrenico, e sulla Valpadana soprattutto la giornata di domenica 8 ottobre. Poi freddo notiamo invece sull'Europa orientale, proprio molto freddo fino a 0 gradi in pianura, mentre sull'Europa centrale continuerà a dominare l'anticiclone, seppur ancora di origine africana, subirà un lieve cedimento dal 12 ottobre per flussi un po' più freschi in arrivo dal nord Europa, che porteranno un lieve calo termico anche sull'Italia, seppur temporaneo, proprio perché continueremo a avere temperature molto miti. Farà invece un po' più fresco invece solo sulla Sicilia e sul Nord Africa, possibile calo termico solo dopo la metà del mese, sempre da confermare. Come notiamo infatti dalla grafica, è confermata la presenza dell'anticiclone di origine africana su gran parte dell'Europa, questa scia di correnti molto miti, e continuerà a transitare su gran parte dell'Italia portando valori molto miti. Poi attorno alla metà del mese l'anticiclone si sposterà gradualmente verso nord-est per lasciare spazio all'arrivo di perturbazioni atlantiche, quindi a possibili piogge e temporali anche forti proprio per i contrasti termici che si sono venuti a creare. Quindi ritorneranno perturbazioni atlantiche, un clima più fresco e probabilmente quindi precipitazioni sopra la media. Tuttavia ancora da valutare un clima che tornerebbe dalle caratteristiche autunnali, con brevi break temporaleschi, comunque con temperature che saranno sì leggermente ancora sopra la media, ma solo di qualche grado. La tendenza poi per la parte finale del mese, notiamo infatti come l'anticiclone continuerà a permanere sull'Europa orientale, mentre flussi sempre freschi da nord-ovest riusciranno a transitare molto più facilmente per riportare perturbazioni. Questa è ovviamente la tendenza per ottobre. Noi come sempre vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo.